Buongiorno e bentornati all'Almanacco. Oggi è sabato 21 marzo 2026. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 18:23, la luna si leva alle 7:28 e cala alle 22:01. Oggi la Chiesa celebra Santa Benedetta. Il nome Benedetta deriva dal latino, dal verbo benedicere, dire bene, augurare bene. È un nome che porta in sé una promessa di protezione e di auspicio positivo per chi lo porta. Oggi è una giornata densa di significato con ben 4 ricorrenze. È la giornata mondiale della poesia, quella del servizio sociale, la giornata delle foreste e la giornata mondiale contro la discriminazione razziale. 4 occasioni diverse per celebrare l'arte, la natura, l'impegno civico e il rispetto per ogni essere umano. Oggi festeggia il suo 64esimo compleanno il cantante Paolo Belli. Dagli esordi con i ladri di biciclette al successo travolgente di Sotto questo sole, Paolo ha saputo unire la sua anima swing alla passione per il calcio, firmando l'inno della sua amata Juventus. Un artista che fa del sorriso e del ritmo la sua cifra distintiva. Compie oggi 46 anni Ronaldinho, il gaucho che ha incantato il mondo con i suoi sorrisi e i suoi dribbling impossibili. Campione del mondo nel 2002 e pallone d'oro, Ronaldinho resta nell'immaginario collettivo come il simbolo del calcio vissuto come pura gioia e spettacolo. Tanti auguri a Tullio Solenghi che spegne oggi 78 candeline. Pilastro dell'indimenticabile trio con Anna Marchesini e Massimo Lopez, Solenghi ha scritto pagine fondamentali della comicità italiana. Impossibile dimenticare le sue parodie e quella verve satirica che, pur avendo sfiorato incidenti diplomatici in passato, lo ha reso uno dei volti più amati dello spettacolo. Un trionfo che resta nel cuore. Il 21 marzo 1999 a Los Angeles Roberto Benigni vinceva 3 Oscar per La vita è bella. La sua camminata sugli schienali delle poltrone del Dorothy Chandler Pavilion è diventata l'immagine simbolo della felicità e dell'orgoglio cinematografico italiano nel mondo. Se hai la scopa che sembra sempre spettinata, che non raccoglie bene la polvere, utilizza il trucco del sale. Prima di usarla per la prima volta o per rigenerare quella vecchia, immergi le setole in un secchio con acqua calda e molto sale grosso per circa mezz'ora. Il sale renderà infatti le setole molto più elastiche e resistenti, così non si spezzano e durano il doppio nel tempo. Il 21 marzo 1971, durante il 13° Zecchino d'Oro, trionfava una canzone destinata a diventare un classico immortale per i bambini di ogni età. Il caffè della Peppina. Una melodia strampellata e divertente che ancora oggi, a distanza di decenni, tutti sappiamo canticchiare. Avete un amico inglese che deve affrontare una prova difficile? Ditegli break a leg. Letteralmente significa rompiti una gamba, ma è il modo più gergale diffuso per augurare buona fortuna. Specialmente nel mondo dello spettacolo, un po' come il nostro in bocca al lupo. Alda Merini, la piccola ape furibonda della poesia italiana. Una vita passata tra le mura dei manicomi e la libertà dei suoi navigli milanesi, Alda ha trasformato il dolore e la follia in versi di una bellezza disarmante, scrivendo ovunque, persino sui muri di casa e restando fino all'ultimo una donna libera, ribelle e immensamente generosa. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Invecchiando non voglio sembrare più giovane, voglio sembrare più felice. Prendiamo esempio dalla grande nannarella Anna Magnani. Oggi non cerchiamo la perfezione, ma cerchiamo la felicità nelle piccole cose. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche in questa giornata. A domani dalla vostra Jaire.